Quanto è cambiato il Veneto da quando Cortina d'Ampezzo ospitò le prime Olimpiadi del 1956? Noi abbiamo scelto di raccontarlo attraverso una cucina a legna, quella di Rachele Padovan, una donna ampezzana che seppe trasformare le proprie radici in un talento, diventando cuoca, amica e confidente di artisti, scrittori, attori e grandi intellettuali del Novecento. Io sono Silvia Fiore Scarabello e questo podcast è Parole nel Veneto, Rachele Padovan e la cortina dei letterati buongustai. Ci sono territori che non si attraversano soltanto, territori che ti chiedono di rallentare, di guardare meglio, di ascoltare più a lungo. Il Polesine è uno di questi. Tra il mare e i fiumi, tra il Po e l'Adige, il paesaggio non è mai definitivo. Cambia con le stagioni, con le piene, con il vento. Qui l'uomo non ha mai smesso di lottare per creare e conservare la terra su cui vive. È Giovanni Comisso a descriverlo, con parole che sembrano nascere dagli elementi stessi. Lo fa nella monografia Veneto, pubblicata dal Touring Club italiano nel 1964, in cui scrive di una terra prima ancora che di un luogo. Una terra in cui l'acqua modella tutto, i campi, i gesti, i caratteri. Prendiamo in prestito le sue parole. Prima spugnosa d'acqua e subito pregna di biade. E gli uomini, qui immigrati o qui nati, sono modellati dagli elementi fino all'ultimo del loro sangue. Resistenti alla fatica, perché sanno dalla nascita che qui bisogna ogni giorno lottare contro le acque del mare e dei fiumi, per creare e conservare la terra. Comisso osserva il Polesine con uno sguardo partecipe, mai folcloristico. Racconta uomini e donne plasmati dall'acqua, dal vento, dalla solitudine. E proprio sulle donne si sofferma con una delicatezza particolare. Ma le loro donne, come sapessero di essere qui totalmente un simbolo della sosta per dare gioia ed ebbrezza dopo la fatica nella solitudine estrema, splendono di bellezza nello sguardo e di vivacità nei gesti e nel passo. È uno sguardo che conosciamo, è lo stesso che Comisso ha riservato a Rachele. Non è difficile immaginarlo raccontare queste terre a tavola, con lo stesso tono con cui parlava dei viaggi, dei paesaggi, delle persone incontrate. Prima delle bonifiche, il Polesine è stato soprattutto acqua e pesca. Già gli Etruschi di Spina e di Adria avevano intuito il ritmo dei pesci, il loro risalire dal mare verso acque più fresche. Inventarono così la pesca di valle. Chiudendo le valli con canneti, permettevano al pesce di entrare e nutrirsi, ma non di tornare indietro. Nascevano così vivai naturali, riserve preziose nei mesi invernali, quando il mare aperto diventava impraticabile. Di queste valli parla anche Cassiodoro, nel VI secolo, chiamandole piscine neptunie. Bellissima anche la descrizione che Comisso fa di Adria, una città ricca di storia che dista una ventina di chilometri da Rovigo. Adria, che un tempo era sul mare, oggi ne dista diversi chilometri. Dalla sua necropoli etrusca è apparsa la tomba di un guerriero. Lo scheletro è disteso tra le sue armi, le anfore, i crateri delle offerte. E ancora di più, dietro a lui, vi è il suo cocchio da battaglia, con i cavalli uccisi alla sua morte per seguirlo nel viaggio ultraterreno. È in questo Polesine che nasce una voce importante della letteratura italiana del Novecento. Si chiama Gian Antonio Cibotto. Nasce a Rovigo nel 1925 e lì morirà nel 2017. Scrittore e giornalista, intellettuale inquieto, ma soprattutto uomo profondamente legato alla sua terra. Cibotto è anche un grande amico di Giovanni Comisso. Si conoscono a Roma nel 1952 per collaborare alla Fiera Letteraria di Vincenzo Cardarelli. Nasce così un rapporto fatto di stima e dialogo continuo, testimoniato da svariate lettere raccolte nel libro Caro Toni, che Comisso scrive nel 1983.
avevano in comune di sicuro lo stesso modo di guardare il Veneto. Non come un semplice paesaggio da descrivere, ma come un territorio da vivere. Nei libri di Cibotto, infatti, il Polesine non è certo una cartolina. L'acqua, l'elemento distintivo di quest'area, non è mai solo uno sfondo. È invece una presenza costante, risorsa e calamità. È impressa nella memoria collettiva. Come quando la disastrosa alluvione del 1951 sommerge gran parte della provincia e Cibotto è tra i volontari impegnati nei soccorsi. Da questa esperienza nasce il suo primo libro nel 1954, Cronache dell'alluvione. Un resoconto in forma di diario che ripercorre i giorni della catastrofe naturale. Durante il ventennio, le posizioni apertamente antifasciste del padre Carlo, fervente cattolico che nel dopoguerra diventerà parlamentare della Democrazia Cristiana, costringono la famiglia a una vita ritirata. Il piccolo Antonio, insieme alla madre, vive in una sorta di isolamento per timore di ritorsioni. Viene poi affidato a diversi collegi cattolici, il Manfredini di Este e il Barbarigo di Padova, dove incontra personalità del calibro di Concetto Marchesi. Si laurea in giurisprudenza e comincia a collaborare con l'Avvenire. Il suo debutto come cronista è per assistere al processo per la strage fascista di Villa Marzana, in provincia di Rovigo, il comune di cui era stato sindaco Giacomo Matteotti, dove nel 1944 i soldati della Repubblica Sociale avevano ucciso 41 civili, di cui 25 minori. Nei primi anni 50 si trasferisce a Roma e frequenterà anche altri importanti intellettuali dell'epoca, come Pierpaolo Pasolini, e personaggi del cinema come Federico Fellini e Marcello Mastroianni. Tornato in Veneto negli anni 60, lavora al Gazzettino e si dedica alla stesura di alcuni dei suoi libri più noti, a cominciare da Scanoboa, una delle sue opere più intense, che esce nel 1961. Il libro prende spunto da un fatto di cronaca che aveva ispirato anche il regista rodigino Renato Dallara per un documentario girato nel 1954. La nascita di una bambina su una barca che trasportava la salma di un pescatore annegato. Come accade in montagna, anche in Polesine è la comunità compatta a sfidare e arginare le forze della natura. È un mondo rurale, fatto di lavoro, di sacrificio, di cose da fare e di resilienza. Anche in Scanoboa, come nella casa di Salieto che abbiamo avuto modo di conoscere fino a qui, la dignità passa dai piccoli gesti quotidiani, dal fare, dal tenere, dal non andarsene. È per questo che Cibotto non entra nel nostro racconto come una digressione. Entra come una voce affine, una voce che dal Polesine parla la stessa lingua di Rachele. Riuscite a immaginarlo, questo Polesine di metà Novecento? Le strade sterrate, l'acqua che circonda tutto, le case basse, i campi che possono sparire da un giorno all'altro. I volti dei contadini segnati dal sole e dal vento. Quel Polesine, quello di Scanoboa, arriva anche sul grande schermo. Nel 1963 il romanzo diventa un film, diretto proprio da Renato Dallara. Non si tratta di un semplice adattamento. Gianantonio Cibotto partecipa direttamente alla sceneggiatura. Il film raccoglie e traduce per immagini quella stessa idea di mondo che attraversa il romanzo. Solo la vita, così com'è. Ci racconta la trama il regista padovano Marco Segato. Scanoboa, il film di Renato Dallara, racconta la storia di un pescatore che torna sul delta del Po con la figlia dopo anni di assenza e decide di lanciarsi nella pesca allo storione. Una pesca in qualche maniera epica, perché lo storione è un pesce misterioso che, come racconta anche Cibotto nel libro, appare ai pescatori in sogno la notte prima. Questo storione d'argento che ha generato varie leggende rispetto proprio alla pesca. Un pesce che oggi non c'è più. La storia è tragica perché la pesca, come in un romanzo di Verga o in un film di Visconti, non va mai a buon fine
la vita del villaggio è dura, le persone non sono socievoli, i pescatori non si aiutano, insomma è un mondo molto duro e molto difficile che rispecchia bene, insomma, quello del Delta del Po. Io ho avuto la fortuna di incontrare tanti anni fa uno degli attori del film, ed era Walter Santesso, che è stato un attore padovano diventato famoso per un piccolo ruolo nella Dolce Vita, faceva paparazzo, da cui è nato anche il neologismo grazie proprio al suo personaggio. E Walter aveva con sé una piccola Super 8 che si portava sui set, tanto che ha girato anche un backstage apocrifo della Dolce Vita che ha venduto la Cineteca qualche anno prima di morire, e aveva filmato anche i sopralluoghi che aveva fatto con Dallara, perché erano amici, e con Cibotto, per cui ricordo insomma questo materiale muto che mi mostrava e che li vedeva insomma impegnati a girare per il Delta in cerca delle location ideali. Il film è un film che ha avuto un percorso accidentato, non è diventato un caposaldo, diciamo, del cinema italiano, è rimasto nascosto, forse un po' come Lo Storione per tanti anni, fino a che qualche anno fa la Cineteca Lab 80, anzi, l'ha restaurato e l'ha ripresentato al Bergamo Film Festival. È un bellissimo film rivisto oggi perché forse è il film che più di altri racconta il Delta del Po, racconta la vita dei pescatori. Lo Scano Boa, che è il piccolo villaggio, c'è ancora, è difficile da raggiungere perché è isolato, ma in qualche maniera chi torna oggi sul Delta del Po non fatica a ritrovare tutti quegli ambienti che il cinema ha raccontato da sempre, perché il Delta del Po è uno dei luoghi, non solo in Veneto ma dell'Italia, che ha aiutato il cinema insomma a diventare quello che è oggi il cinema italiano, intendo. E non è un caso, ad esempio, che in qualche maniera il neorealismo possa essere nato proprio sul Delta del Po, perché il primo film di Visconti, Ossessione, è proprio girato lì. Certo, più la parte ferrarese che non quella veneta, che ha attirato i registi come Antonioni o come Soldati, ma lo stesso Paesà di Rossellini, un film tra i più importanti che hanno raccontato la guerra e che hanno dato lustro al neorealismo, insomma, parte proprio dal Delta del Po. E questo luogo ha continuato negli anni a esercitare il suo fascino in tanti registi fino anche agli anni 70, 80, 90, con l'autore che forse l'ha celebrato più di tutti, che è Carlo Mazzacurati. Io ho avuto anche la fortuna di fare l'assistente alla regia a Carlo Mazzacurati per La Giusta Distanza, uno degli ultimi film della sua filmografia. Ma fin dall'inizio Carlo ha sempre amato molto il Delta del Po e ci ha ambientato appunto Notte Italiana, che rimane forse uno dei film più riusciti, più intimi e anche più originali, perché il fascino del Delta del Po sta proprio nel mescolarsi tra terra e acqua, nel non trovare un confine preciso dove uno finisce e dove inizia l'altro, anche perché è un fattore stagionale, a seconda di quando vai sul Delta, insomma il paesaggio cambia e si modifica, ma rimane in qualche maniera una terra di confine, e questo ha sempre esercitato e continua a esercitare anche oggi un fascino cinematografico molto, molto forte. Se queste atmosfere vi incuriosiscono, Scano Boa è un film da vedere. Quando l'ho visto io, recuperato dalla Cineteca di Bologna, a colpirmi sono state soprattutto le scene di pesca, descritte con estremo realismo. Ho scoperto solo di recente, visitando a Rovigo la bellissima mostra dedicata a Gian Antonio Cibotto, a Palazzo Roncale, che nessuno storione era stato realmente ucciso. Tutti gli esemplari che compaiono sono finti. A realizzarli fu un giovanissimo Carlo Rambaldi. Il nome non vi dice nulla? Rambaldi è un premio Oscar, il mago degli effetti che ha realizzato niente meno che King Kong, Alien ed E.T., l'extraterrestre protagonista di uno dei più famosi film di Steven Spielberg. Di sicuro lo storione, oggi in via di estinzione, era così ambito per via della sua carne consistente e molto magra, un sapore così delicato che ben si prestava a varie lavorazioni. Oggi lo si trova per lo più da allevamento, ma ancora compare tra le proposte dei menù tipici del Polesine, specie nella zona di Porto Viro. La ricetta della tradizione lo vuole per lo più cotto in umido, su base di un soffritto preparato con sedano, carote, cipolla, aglio e alloro e innaffiato quanto basta con del buon vino bianco fermo. Ricoperto di passata di pomodoro, per una cottura a puntino richiede una mezz'ora a fuoco lento. Si tratta però di una specialità sempre più rara. Per i buongustai interessati ad approfondire i sapori del Delta, l'elenco di pesce fresco da assaggiare è ben nutrito. Non solo le celebri vongole e cozze DOP,
e le ostriche rosa della sacca di Scardovari, ma anche anguille, cefali, pesce azzurro e negli ultimi tempi anche il temuto granchio blu, che da minaccia infestante è stato trasformato da alcuni cuochi in risorsa. Il consiglio per i viaggiatori che esplorano il Polesine è di assaggiare queste tipicità in uno dei bilancioni affacciati sul Po, oppure in una delle tante locande dell'entroterra. Particolarmente suggestiva è l'esperienza in inverno, avvolti da una fitta nebbia che i veneti, con sfumature leggermente diverse a seconda della provenienza, chiamano familiarmente caligo, una parola che deriva direttamente dal latino caligo, che significa oscurità, nebbia fitta, tenebra. Al caligo era sicuramente affezionato anche il nostro cibotto, tanto da descriverlo in versi. Le sere di nebbia fonda, quando tutti restano a casa e le strade diventano vuote, si cammina come dentro ad un sogno fatto ad occhi aperti, e le parole dette agli amici restano calde intorno a noi senza dissolversi nel freddo, ormai divenuto la vita. Se questo racconto vi è piaciuto, non perdetevi il prossimo episodio. Avete ascoltato Parole nel Veneto, Rachele Padovan e la cortina dei letterati buongustai. Un podcast realizzato da Madagascar Communication con il contributo di Regione del Veneto. Scritto da Anna Ferrarese e Silvia Fiore Scarabello. La sigla, le musiche, il sound design e la post-produzione audio sono di Andrea Ascani per Globe Studio. La creative producer è Giada Kervatin. Il fonico di presa diretta è Michele Bacelle. Le fonti e i contributi audio sono indicati nella sinossi. Un ringraziamento speciale a Marco Segato e al comune di Cortina d'Ampezzo.